Musei gratis per tutti i padovani e gli studenti dell'università. L'estate padovana riparte dalla cultura. Da sabato 19 giugno a sabato 3 luglio i cittadini avranno la possibilità per 2 settimane di accedere gratuitamente al complesso museale degli Eremitani a Palazzo della Ragione. Palazzo della Ragione che eccezionalmente i venerdì e i sabati sarà visitabile fino a mezzanotte. È un'alternativa alla movida, nel senso che, o meglio, è complementare. È bello ritrovare la libertà, però questa libertà può essere utilizzata per visitare luoghi museali e il Palazzo della Ragione, con le sue dimensioni gigantesche, bene si presta. Con la zona bianca si riassapora la socialità e un progressivo ritorno alla normalità. Per questo i cittadini devono avere la possibilità di riappropriarsi anche dei luoghi della cultura, rimasti chiusi durante le fasi più critiche della pandemia. Un preludio alle celebrazioni che faremo a fine luglio per l'auspicato riconoscimento di Padova quale patrimonio UNESCO dell'umanità per i cicli pittorici del Trecento.